Nuova aggressione ai danni di 2 agenti della Polizia Locale di Vicenza mentre erano impegnati per riportare alla calma un uomo con problemi psichiatrici. Sono finiti in ospedale con una prognosi importante. Si tratta dell'ultimo episodio nelle ultime settimane. Campanello d'allarme su cui tornano i sindacati. Siamo di fronte non al primo, non al secondo, ma ben al quinto episodio di aggressione ai danni di agenti di polizia locale nel giro di 15 giorni, per un totale di 8 agenti in infortunio. Già indetto nei giorni scorsi lo stato di agitazione, chiedendo che gli agenti vengano dotati di idonei dispositivi di sicurezza personale e che vengano formati adeguatamente. I sindacati CUB, UGL e SULPL sollecitano la politica affinché la questione venga dibattuta anche in Consiglio Comunale. Ci sembra che questa serie di infortuni del mese di agosto sia stato un campanello di allarme da cogliere. Chiediamo al sindaco di uscire allo scoperto, di convocare, di discutere politicamente anche in Consiglio Comunale della faccenda sicurezza della città e sicurezza degli operatori, e con il prefetto e il questore attivare al più presto una forma di coordinamento che risolva definitivamente queste criticità. Far intervenire subito anche un comitato mensile di sicurezza, come già richiesto, per redigere subito una pratica operativa urgente per prevenire quello che sta succedendo. Infatti il secondo campanello d'allarme è l'indice di frequenza e l'indice di gravità che è aumentato in modo molto esponente. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Giacomo Possamai, manifestando solidarietà agli agenti feriti. Voglio esprimere la mia solidarietà ai 2 agenti che sono rimasti contusi e feriti nell'adempimento del loro dovere. In particolare in questo caso stavano effettuando un TSO. Ma in generale il ringraziamento va a tutto il personale della Polizia Locale che quotidianamente si impegna a servizio dei cittadini, anche a proprio rischio. L'amministrazione è al loro fianco e ha una particolare attenzione nei confronti di tutte le attività che vengono compiute dal Corpo.